I bambini di oggi saranno gli adulti di domani, nelle loro mani c'è il futuro, che non può prescindere dal rispetto dell'ambiente circostante. Nasce da questa visione il progetto Guardiani della Natura, che coinvolge 350 scuole in tutto il Veneto, complessivamente 8.000 studenti delle classi quarta e quinta delle scuole primarie. Nei giorni scorsi il debutto dell'iniziativa con i primi 250 bambini che sono entrati nel Bosco Magico sul Cansiglio, diventando così, a tutti gli effetti, i nuovi guardiani della natura. A tenere a battesimo questa giornata un personaggio d'eccezione, Edoardo Stop, il difensore degli animali di Striscia la Notizia. Ce la metterete tutta per essere guardiani della natura? Allora, loro sono una piccola rappresentanza dei 250 che sono qui presenti oggi e quindi dico, loro l'entusiasmo ce l'hanno. Il posto è bellissimo, sono dei VIP, come dicono, VIP perché diventerete guardiani della natura, se no niente VIP. Ci sono tutti gli ingredienti affinché loro riescano a farlo e siano portavoce in tutta la regione veramente di questa bellissima iniziativa. Una giornata immersi nella natura, dove il gioco è stato il mezzo migliore per insegnare ai bambini quanto l'ambiente e la sua tutela siano fondamentali per tutti. Mettere a disposizione dei bambini la natura e in qualche modo farli anche responsabilizzare nel minimo possibile come guardiani della natura, secondo me era un passo importante perché possano loro poi tutelare l'ambiente nei prossimi anni.